Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. L'Energy Information Administration ha annunciato che le scorte di greggio statunitensi sono diminuite per la sesta settimana consecutiva, poiché le raffinerie hanno aumentato la produzione e disposto all'aumento della domanda. Le azioni europee e i futures sugli indici statunitensi sono scesi e le azioni mondiali si sono ritirate dai recenti picchi record, mentre i mercati sono tornati a essere nervosi per la pandemia in vista dei dati economici chiave degli Stati Uniti. Quasi 6 milioni di Ether in stake per qualificare i nodi come validatori. Ethereum 2.0 è il più grande progetto di criptovaluta Proof of Stake della storia. Il renminbi cinese ha avuto un leggero aumento dello 0,1% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione. Il ROC indica un'opportunità di buying. L'indicatore Williams indica un'opportunità di selling. L'ultima sessione ha visto il dollaro americano salire dello 0,4% contro lo yen giapponese. L'indicatore Williams indica un mercato overbought. La coppia dollaro australiano-dollaro americano si è abbassata nell'ultima sessione, scendendo dello 0,2%. Il MACD sarà un segnale sell che coincide con la nostra analisi tecnica generale. 10 Years Bond Auction del Giappone sarà rilasciata alle 3:35, l'ISM Manufacturing PMI degli Stati Uniti alle 14, il bilancio commerciale dell'Australia all'1:30. Un Bank Manufacturing PMI del Giappone sarà rilasciato alle 0:30, la vendita al dettaglio della Germania alle 6, il Marketing Manufacturing PMI degli Stati Uniti alle 13:45. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del giovedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.